Cosa sono queste zone grigie? Sostanzialmente l'autorità di bacino qualche anno fa ha individuato dei territori all'interno della pedemontana dove non si potrà più costruire sebbene ci siano già i permessi in essere. Se avete un'area edificabile o un edificio da ristrutturare in queste aree, attenzione perché ogni intervento non è più possibile finché queste zone saranno oggetto di valutazione da parte dei tecnici ed ingegneri avvallata dallo Stato attraverso l'autorità di bacino del Veneto orientale. Per Pederobba Sì, sono queste, questo è Cavaso del Tomba e Possagno, che sono tutte quante in centro abitato. Pieve del Grappa, quale roba? Pieve del Grappa mi allargo dopo che c'è Borso che ha un problema grosso, anche loro tanto grosso, qua sulla zona industriale. Ad indicarcele una delle responsabili dell'ufficio tecnico del comune di Pederobba, raccontandoci come i cittadini siano del tutto disinformati sulla situazione. E guardando la carta del sito delle autorità di bacino si nota subito come quasi tutti i comuni pedemontani della Marca, ma dell'intero Veneto, abbiano le loro aree grigie dove, attenzione, non si può nemmeno ristrutturare. Così ad esempio a Valdobbiadene si bloccano le opere per la tanto auspicata accoglienza diffusa dei turisti. Diciamo una cinquantina probabilmente, peraltro tutti interventi meritevoli per recupero di edifici, sia anche per efficientamento o per adeguamento sismico. Una situazione che blocca sia il privato che il pubblico, come è successo per la costruenda casa di comunità all'ex ospedale Guicciardini, attualmente una montagna di terra carica anche di costi aggiuntivi. Si è partiti subito attraverso Casa di Riposo, l'ULSS e la Regione, definendo la criticità dell'area che appunto non era definita, ma una volta autorizzata la criticità dell'area si sono dovuti fare i progetti delle opere di mitigazione per annullare il rischio idraulico dell'area. Si parla nel complesso di qualche milione di euro da aggiungere al preventivo iniziale, un percorso improponibile ai privati. Non possiamo chiedere ai privati di addossarsi di queste spese e di questi studi che sono complessi, particolarizzati. Insomma, al momento non c'è soluzione per proprietari ed investitori di queste aree grigie, nonostante tutta una serie di tentativi di dialogo. Abbiamo avuto anche dei confronti, degli incontri con l'autorità di bacino sia a Venezia che a Trento per cercare di trovare delle soluzioni, delle risposte ai cittadini che chiedono di poter fare degli interventi. Sostanzialmente sono piovuti dal cielo senza un confronto con gli uffici competenti, senza aver fatto un sopralluogo sulle zone grigie, chiamiamole così, per cui noi abbiamo cercato di avere un dialogo con l'autorità di bacino in merito, ma purtroppo il dialogo è caduto nel vuoto.